Noi sappiamo solo che attualmente ci sono 250 famiglie, lavoratori e le loro famiglie qua fuori senza soldi, ok? Quello che preoccupa è la comunicazione che ha fatto girare la direzione della Somi, la società in questione, dicendo che Enel non ha pagato quello che doveva pagare, l'avanzamento dei lavori, e dunque loro non hanno le risorse per pagare la retribuzione di novembre. Se non pagano la retribuzione di novembre non hanno i soldi per pagare neanche la 13ª, non avranno i soldi per pagare il mese di dicembre e soprattutto c'è l'incertezza del futuro. Per questo dalle 5 del mattino circa 250 lavoratori dell'appalto per la realizzazione di un nuovo impianto a ciclo combinato hanno bloccato l'attività e le strade attorno alla centrale Enel di Fusina, accompagnati dai sindacalisti che in tarda mattinata sono stati poi ricevuti dal prefetto insieme ai rappresentanti Enel, azienda che ha affidato l'incarico a un raggruppamento di 4 imprese, tra cui appunto Somi. Ne è emerso che quando ci si trova di fronte a una simile situazione sono le altre società a dover intervenire per risolvere il problema. Enel precisa infatti in una nota di aver sempre regolarmente retribuito l'azienda Somi per l'attività svolta nel cantiere, confermando la propria estraneità rispetto alle azioni messe in campo dalla Somi nei confronti dei dipendenti. Se non arriveranno gli stipendi, i lavoratori sono pronti a far sentire la loro voce in maniera più pesante. Vogliamo un impegno preciso da parte di chi di dovere, la committente o la rete temporanea d'impresa, dalla Somi, da chi di dovere, che i lavoratori riceveranno le loro retribuzioni.